Pace e bene. Un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Chi ci separerà, al numero 67. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa di Padova fa memoria, festa per la sua compatrona. Patrono è San Prosdocimo, ma compatrona è Santa Giustina, martire probabilmente della persecuzione di Diocleziano nel 300, celebrata nei mosaici della Basilica di Parenzo e di Ravenna e nelle iscrizioni di Rimini e Como. Ebbe una splendida basilica con annesso oratorio al prato della Valle in Padova, per opera di Opilione, prefetto, e di Teodorico. Del suo sepolcro e della devozione di cui godeva scrive San Venanzio Fortunato nella vita di Santi Martiri. A conferma del culto goduto dalla Santa nei secoli, anche fuori del territorio della diocesi, stanno due testimonianze storiche. Il vescovo di Padova Rorio fonda accanto alla basilica un cenobio per pellegrini. Il vescovo padovano Gauslino nel 970 affida ai benedettini la cura della basilica e dei corpi dei santi ivi venerati. La salma di Santa Giustina riposa sotto l'altar maggiore della basilica cinquecentesca, depositatavi nel 1620. E prima allora di accostarci a celebrare questa festa, nel ricordo di questa santa, accogliamo la misericordia e il perdono del Signore. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, grandezza degli umili, che in Santa Giustina hai unito la corona della verginità con la palma del martirio, suscita anche nel nostro tempo una schiera di fratelli e sorelle pronti a seguire Cristo con cuore puro e generosa dedizione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Proprio come sta scritto: per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Parola di Dio. Preziosa agli occhi del Signore la morte dei Suoi santi. Ho creduto anche quando dicevo: sono troppo infelice. Ho detto con sgomento: ogni uomo è inganno. Prezioso. Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli. È la morte dei suoi servi. Sì, io sono il tuo servo, Signore. Io sono tuo servo, figlio della tua ancella. Hai spezzato le mie catene. A te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore. Alleluia, 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 alleluia.
chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita senza fine. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. È parola del Signore. Puoi prendere uno spunto di riflessione in modo particolare dalla prima lettura che abbiamo ascoltato. È uno dei brani più belli, più profondi, coinvolgenti che Paolo scrive nella sua lettera rivolta ai cristiani di Roma. Paolo è avanti negli anni, è ormai arrivato alla sua maturità, umana e spirituale. E sta facendo veramente i conti con la propria vita. Sempre nella lettera troviamo un passo molto emblematico dove dice che il suo grande desiderio è quello di fare il bene, di essere bravo, di essere buono. Ce la metto tutta, cerco in tutto, dice, ma non ce la faccio. Desidero il bene, ma non sono capace di farlo. Ed ancora in un altro passo dice, ancora più significativo, aveva scoperto chissà che cosa nella sua vita, il lato oscuro della sua vita. E scrive per ben 3 volte: «O Signore, ti ho chiesto di levarmi questa spina dal fianco». Era un qualche cosa che lo tormentava, un qualche cosa che lo rendeva e lo faceva sentire uomo nel vero senso della parola, con tutta la sua precarietà. Per ben 3 volte ti ho chiesto questo, o Signore. Ed ecco la risposta che Paolo sente nel profondo del suo cuore. È Gesù che gli parla: ti basta la mia grazia, ti basta la mia presenza, cosa vuoi di più? Ed ecco che allora nella pagina che abbiamo ascoltato questa mattina è una sintesi dell'esperienza della vita di Paolo. E la grande domanda, però a questa grande domanda dà anche una risposta: chi potrà mai separarci dall'amore di Dio? Chi potrà mai separarci? Credo sia la grande domanda che dobbiamo farci quotidianamente ognuno di noi. Altrimenti andiamo in depressione, andiamo nei sensi di colpa, andiamo in tutte quelle realtà che minano, in tutte quelle realtà che quasi eliminano la gioia del nostro vivere. Perché se alla risposta di questa domanda, chi potrà mai separarci dall'amore di Dio, diamo una risposta negativa, allora la nostra vita è un fallimento. In un libro bellissimo, La Signoria di Cristo, scritto da il padre Canta la Messa, dice queste parole commentando questa pagina del Vangelo, e ha azzardato:
Dice, nemmeno il peccato più grave può separarci dall'amore di Dio. È cardinale, fa parte del collegio cardinalizio, credo sia una persona con una grande credibilità. E allora ecco la risposta: chi potrà mai separarci dall'amore di Dio? Ma questa domanda credo che è rivolta ad ognuno di noi, oggi, nella nostra vita, nella nostra storia, nelle nostre situazioni reali, concrete. Ma se rimaniamo nella paura di Dio, se pensiamo che qualcun altro faccia parte della nostra vita di cui non faccio il nome, allora vuol dire che a quella domanda abbiamo dato una risposta negativa. C'è qualche cosa che mi separa dall'amore di Dio. Perché? Ma perché c'è qualche cosa che è più grande dell'amore di Dio. Allora siamo nel fallimento, scusatemi, totale. Allora abbiamo veramente di Dio una figura errata. Abbiamo una figura di Dio ridotta. Abbiamo una figura di Dio che non è la figura di Dio, di quel Dio che ci ha rivelato Gesù. Perché queste parole di Paolo sono parole che si riferiscono a Gesù. Paolo credeva in una maniera folle a ciò che Gesù aveva portato. E aveva portato quel Dio che è la nostra salvezza. Chi potrà mai separarci dall'amore di Cristo? Chi potrà mai separarci dall'amore di Dio? E Paolo dice: chi potrà mai separarci da questo amore? E questa è la sua risposta: se quel Cristo che è sceso, che si è incarnato ed è salito sulla croce per donarci in quell'atto di amore totale e completo che Lui ha fatto per noi. Allora a noi la risposta, a noi la domanda e a noi la risposta. Quella risposta che Paolo oggi, lui ha fatto nella sua esperienza, ha dato una risposta. A noi quella domanda che ci è rivolta, a noi la risposta nel profondo del nostro cuore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino. Sono frutti della terra del nostro lavoro, li presentiamo a te, perché diventino per noi segno di salvezza. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. La lode e gloria per l'eternità nostra, della sua santa Chiesa.
I doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo della Santa Martire Giustina ti siano graditi, o Signore, che fu preziosa ai tuoi occhi l'offerta della sua vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, noi celebriamo, Padre, l'iniziativa mirabile del tuo amore, poiché tu riporti l'uomo alla santità della sua prima origine e gli fai pregustare i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei defunti della famiglia Visentini. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, la nostra Santa Giustina, San Leopoldo, Sant'Antonio di Padova, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi, regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi invitati a questa cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Credo in te, Signore, credo nel tuo amore. Sostiene il mondo.
Preghiamo. O Padre, che ci nutri di un unico pane e ci unisci in un solo corpo, fa che non siamo mai separati dall'amore del Cristo e sull'esempio della Vergine martire Giustina possiamo vincere ogni prova nella fede del tuo Figlio che ci ha amati e ha dato la vita per noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona giornata. Ave Maria. Ave Maria. Donna del
Zanatta Vetro a Montebelluna. Siamo costruttori di scale in vetro e in acciaio. Fabbrichiamo cappottine in vetro e acciaio. Per la tua casa pompeiana in legno ed acciaio complete di struttura e vetro di sicurezza antisolare. Tutto chiavi in mano, tutto su misura e con garanzia Zanatta. Ed ecco Vanità, la lastra di vetro blindato per sostituire le orrende grate delle bocche di lupo, rendendo la tua casa unica. Scegliete Zanatta Vetro a Montebelluna da più di 40 anni. Produciamo da sempre i migliori articoli per i tuoi sogni. Il tupper è parte integrante del nostro letto. Ampia gamma confezionata con materiali di ogni caratteristica. Da Fedars col calore, il tessuto cambia colore. Materassi a molle o schiumati per uso privato, turistico o assistenziale. Nelle versioni anallergiche e spoderabili lavabili anche su misura. Guanciali e biancheria, prodotta soprattutto con materiali senza impatto ambientale. Reti ortopediche motorizzate. Ampia scelta di poltrone relax, motorizzate, massaggianti per la mobilità ed il comfort delle persone anziane. Produzioni per roulotte e camper. Possibilità di richiedere il sopralluogo di un nostro tecnico per consulenza e misure. Pagamenti rateali senza interessi, anche per persone anziane. Produzione e vendita diretta al pubblico a Legnaro.